Bentornati cari telespettatori, il nostro appuntamento con l'informazione dello CGIL del Veneto e parliamo di itinerari di guerra alla ricerca della pace, ovvero la prosecuzione degli appuntamenti con la memoria nell'ambito dell'iniziativa appunto Itinerari di guerra, organizzata dallo CGIL del Veneto in collaborazione con Associazione per la Pace, ANPI, Unione degli Universitari, Rete degli Studenti Medi, ACS, Centro Studi Ettore Luccini, Donne in Nero. Giovedì 26 maggio alle 17:30 nella sala Maccato di Via Longhin 117 a Padova si parlerà di Padova e la sua provincia nel periodo della neutralità, dal luglio del 1914 al maggio del 1915, con Paolo Bonaldi del Centro Studi Luccini. Il tema della conferenza prende lo spunto dalla lettura della pubblicistica locale con i giornali del Partito Socialista, della Camera del Lavoro e dell'area cattolica. Invece domenica 12 giugno, sempre per itinerari di guerra, verranno condotte delle operazioni di avvicinamento e quindi di marcia, ma anche accompagnamento con pulmini, fino al Monte Rite, vetta del Bellunese, che si erge fino a 2183 metri, nella quale si trovano i resti delle fortificazioni costruite prima della Grande Guerra. Le adesioni per questa gita, per questo itinerario, questo percorso anche nella memoria, vanno comunicate entro l'8 giugno al 348 15 00 382 oppure allo 049 89 44 211 dalle 14:30 alle 19. Comunque è possibile aderire anche scrivendo all'indirizzo mail gianni.rocco@cglpadova.it. Tutte le informazioni comunque le trovate sul sito della CGIL del Veneto. E poi parliamo di generazioni, insieme per riscrivere l'Europa dei diritti. La collaborazione e il dialogo fra lo CGIL del Veneto e gli studenti universitari delle scuole superiori ormai è sempre più consolidato e si arricchisce di un protocollo d'intesa che va a toccare diverse tematiche, dalla legalità all'Europa, dall'aggregazione alla memoria storica. In questo contesto l'accordo verrà firmato martedì 24 maggio al Teatro Momo di Mestre, durante la tavola rotonda intitolata Generazioni, insieme per riscrivere l'Europa dei diritti, nella quale i rappresentanti dello SPI dialogheranno con i ragazzi della rete degli studenti medi e dell'Unione degli Universitari sul futuro e sulle prospettive di un'Europa che sul fronte dei diritti ha ancora moltissima strada da fare. L'incontro è programmato alle 14:30 sino alle 18 e adesso ricordiamo un appuntamento molto importante per tutti coloro che vogliono aderirvi. Parliamo della convocazione per quel che riguarda il 19 maggio a Roma. Saranno tantissimi infatti pensionati già organizzati che partiranno per questa avventura, tra virgolette. Allora, potere d'acquisto dei pensionati, una nuova legge per la non autosufficienza e poi ancora recupero del danno prodotto dal blocco delle rivalutazioni, età pensionabile più flessibile, prospettive previdenziali per i giovani. Sono questi, ma ce ne sono veramente tanti altri, i motivi che porteranno appunto giovedì 19 maggio, lo ricordiamo a Roma, moltissimi pensionati veneti che aderiscono allo CGIL, all'FNP della CISL e anche alla UIL pensionati. Decine i pullman che raggiungeranno la capitale con il principale obiettivo di chiedere il superamento della legge Fornero e per rivendicare diritti e anche dignità. E naturalmente i motivi della partecipazione verranno successivamente illustrati e anche quindi le ragioni ben specifiche. Se volete potete partecipare aderendo naturalmente. Come sempre gli indirizzi dello CGIL li trovate non solo nell'elenco telefonico ma anche sul sito web. Io vi ringrazio, abbiamo chiuso questo appuntamento con l'informazione, ci vediamo presto.